Presentato questa mattina il percorso della campagna referendaria che dovrà portare alla fusione di 3 comuni del Pordenonese, Valvasone, Arzene e San Martino al Tagliamento. Consistenti gli aiuti economici annunciati dall'assessore Panontin. Per i dettagli la linea di nuovo a Tino Zava. Si voterà domenica 1° dicembre. Se vinceranno i sì, assisteremo alla nascita di un'unica entità amministrativa di poco meno di 6.000 abitanti e che si chiamerà democraticamente Valvasone, Arzene e San Martino. La sede municipale sarà a Valvasone, ma gli altri 2 comuni avranno ciascuno un ufficio per il pubblico, una sorta di sportello, oltre a un pro-sindaco. Nessun cambiamento per carte di identità e codici fiscali. Alla presentazione hanno partecipato i sindaci di Valvasone, Maurmair, di Arzene Raffin e di San Martino Dagnolo, nell'occasione padrone di casa. L'assessore alle autonomie locali Panontin ha portato una buona notizia, un sostegno concreto da parte della Regione, stanziamenti per 2,5 milioni di euro spalmati tra 2015 e 2017, con ulteriori risorse da quantificare nel triennio successivo. Illustrati anche i motivi principali del progetto di fusione, a cominciare ovviamente dai risparmi stimati in almeno 400.000 euro l'anno e poi la creazione di uffici unici per le comunità non più sede di municipio, dove poter fruire comunque dei servizi di base. Razionalizzazione delle risorse quindi e anche una riorganizzazione dei compiti del personale. I cittadini voteranno nelle attuali sedi elettorali.